Questa sera c'è il Consiglio Comunale alle 19:30 e viene fatta una, così diciamo, una piccola cerimonia per quanto riguarda la consegna di questo libro, che è il libro del giornalista Andrea Bettini, che riporta l'impegno, leggo proprio il sottotitolo: Il viaggio professionale umano di Carlo Alberto Tesserin. Carlo Alberto Tesserin è un nostro concittadino che è stato per oltre 20 anni presidente della Latte Busche, della centrale del latte qui a Chioggia. È stato uno di quelli che ha contribuito al fatto di unire le varie centrali del latte con Busche, ed è diventata un'azienda a livello nazionale molto importante, e quindi sono stati i precursori, i pionieri di questa grande attività di cooperazione, praticamente cooperazione appunto tra produttori del latte. Cerco di mettervi nel link in descrizione quando è stato fatto alle Latte Busche l'evento che ricordava questo passaggio. C'era anche appunto Carlo Alberto. Dopo le Latte Busche, per ben 5 mandati, un record nazionale, è stato eletto consigliere regionale e c'è rappresentante in Consiglio regionale del Veneto. Vorrei ricordare, sottolineiamo, che i consiglieri regionali non vengono eletti con liste bloccate tipo i parlamentari, che uno che corra, che non corra, non è. I consiglieri regionali, come i consiglieri comunali, ci vuole che l'elettore metta il nome, e quindi tutte le volte Carlo Alberto, confrontandosi anche con pezzi da 90, perché con città dove il numero di abitanti è ben maggiore di Chioggia, comunque è riuscito per 5 volte a essere confermato. È stato anche presidente della commissione statuto. Il Veneto è stata una delle ultime regioni ad dotarsi di uno statuto regionale, ma è stata, credo, l'unica regione che ha votato, il Consiglio regionale ha votato all'unanimità, cioè praticamente sono riusciti, grazie a Carlo Alberto che era presidente della commissione, con un lavoro veramente certosino e diplomatico, è veramente un lavoro dove la parola politica ha il più alto significato, è riuscito a portare a casa questo risultato che era molto importante, sia non solo per la nostra città proprio, ma a livello regionale e a livello nazionale. Ecco. Dopodiché Maidomo è stato anche primo procuratore di San Marco, e anche lì è stato per oltre 2 mandati, dando lì un contributo molto molto importante. Adesso non voglio dilungarmi, ma da un tipo di organizzazione, da un tipo di fatturato che avevano per quanto riguarda tutti quanti i vari musei appunto legati a San Marco, e sono quadruplicati gli incassi, credo raddoppiato o quadruplicati, la cifra esatta non lo so, ma si parla di molti milioni di euro, che hanno veramente dato, senza contare lo spessore e la qualità di come è stato organizzato il lavoro. Ovviamente l'età avanza per tutti, e nonostante diciamo che il patriarca continuasse a chiedergli di rimanere, lui insomma si è messo, tra virgolette, chiamiamo così, in pensione. Ecco, questa sera quindi in Consiglio Comunale ci sarà questo momento all'inizio del Consiglio Comunale dove appunto donerà questi libri ai consiglieri comunali. Credo che sia importante, soprattutto per chi sta amministrando la nostra città, sorvoliamo su alcuni aspetti, e che per i vari consigli comunali, che è sicuramente un'occasione di crescere e di poter appunto anche ringraziare chi ha fatto tanto per la nostra città, per la nostra provincia e per la nostra regione. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.